Dietro di me Valle Mille Campi, queste sono le cavane che segnano un po' la tradizione anche di tutta questa area lagunare, perché qua c'è il ricovero per le barche ovviamente dei pescatori e degli operatori del territorio. Siamo venuti qui per vedere belle cose, tra cui appunto Valle Mille Campi, un vero gioiello della laguna di Venezia. Sigla per questa puntata. Allora abbiamo detto Valle Mille Campi, questa striscia di terra che c'è tra, diciamo che è lo sbocco al mare della provincia di Padova. Siamo proprio qui con Ettore Lazzaro, che è titolare di questo agriturismo a Cavane, che ha ben saputo sfruttare le potenzialità del PSR, vero? Sì, siamo riusciti grazie all'antico Dogado a sfruttare un finanziamento che ci ha permesso di recuperare il fabbricato che avevamo qui nella zona e che abbiamo indirizzato ad agriturismo. Ecco, quindi diciamo la misura 311 azione 2 per quelli che vogliono sapere le robe tecniche, ma comunque sono passati attraverso il GAL Antico Dogato, quindi l'area leader, diciamo. Detto questo, però, voi avete saputo utilizzare, per quello siamo venuti qui in mezzo a questo boschetto, anche le misure agroambientali. Sì, abbiamo sfruttato le misure che ha messo a disposizione il PSR, grazie alle quali abbiamo realizzato delle fasce tampone, dei boschetti, delle siepi. Tutte cose che hanno rivalutato di sicuro la nostra azienda e il nostro ambiente, dove i nostri ospiti potranno trovare eventualmente modo di fare delle passeggiate. Ecco, e poi una cosa dovevo chiederla prima, tutte queste ramaglie per terra cosa facciamo? Le bruciamo? No, bruciate no, verranno triturate e lasciate lì, che faranno sostanza organica per i nostri terreni. Ecco, ma io volevo anche portarla sul discorso della caldaia. La caldaia l'abbiamo, grazie sempre al finanziamento utilizzato con il GAL, siamo riusciti a realizzare un impianto di riscaldamento e di produzione di acqua sanitaria a biomassa, quindi grazie alle fasce tampone realizziamo la legna che ci permette di riscaldare la nostra struttura. Vedete quante cose importanti, quante cose belle, in un'area di pregio, di qualità, dove si cerca anche di recuperare lo storico e quindi in questo caso fabbricato. Allora grazie a Ettore Lazzaro, perché abbiamo visto innanzitutto insieme a voi una bella zona e poi anche perché gli auguriamo buona fortuna per l'attività dell'agriturismo. Ae Cavane, le avete viste prima. Allora andiamo a Mestre e come sempre con Claudio De Stefani vediamo i problemi dei consumatori. Avvicinare i giovani alle sfide della nuova agricoltura e alle opportunità del programma di sviluppo rurale. Queste le motivazioni dell'appuntamento del prossimo 12 marzo in Corte Benedettina a Legnaro, organizzato da Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Passo avanti deciso nella spesa dell'asse 4 leader per lo sviluppo locale delle aree rurali del Veneto. Nel 2014 le risorse liquidate sono state pari a 19,7 milioni di euro. I dati nel portale piave.veneto.it. Finanziamenti, bandi, provvedimenti. Ogni mese tutte le novità sul programma di sviluppo rurale del Veneto nella tua email. Iscriviti alla newsletter Sviluppo Rurale del Veneto inviando la tua richiesta all'indirizzo svilupporurale@regione.veneto.it. Eccoci nuovamente assieme, amici e amiche, per parlare di tutela del consumatore. Per farlo quest'oggi ho chiesto ancora una volta aiuto al dottor Ignazio Conte, che rappresenta il Codacons. Lui, tra l'altro, si occupa dell'area ecofinanziaria e proprio di finanza parliamo quest'oggi, con una parola che dovrebbe incutere terrore a qualcuno, perché parliamo di usura. È così, dottore? Ma usura è una parola che dovrebbe incutere paura in chi la fa, mentre nei confronti di chi la subisce io direi che oggi si può parlare più di speranza. In particolare mi riferisco alle vittime più piccole, a quelle che, data l'entità
degli interessi eventualmente da recuperare perché applicati in misura illegittima, si trovano con una prospettiva di una somma che magari è molto inferiore a quella che è la prospettiva di una spesa di perizie giudiziarie, eccetera, per cui finiscono per lasciar perdere. Come al solito le aziende hanno un loro percorso, hanno le loro tutele. Qui parliamo prevalentemente di soggetti privati. Il più delle volte ci perdiamo in microscritture, non riusciamo a vedere quello che ci scrivono, magari firmiamo anche delle cose che non conosciamo pienamente. Come possiamo difenderci? Siccome in materia non si possono utilizzare strumenti come per esempio la class action, noi ne abbiamo individuato uno che ci consente di raggruppare una pluralità di piccoli creditori in maniera da avere poi una possibilità di mantenere, diciamo così, proporzionalmente molto basse le spese, e quindi questo vincolo iniziale viene ridotto, viene annullato. E quindi l'appello è proprio questo: se ritenete non sufficiente, se ritenete minimale il vostro credito, sappiate che Codacons pensa particolarmente a voi. Adesso la linea passa al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò in una valle molto grande dove attorno ci sono 1000 campi. Allora la mandria che vi abbiamo mostrato è la mandria delle sorelle Sonia e Mara Longhin, Sonia e Mara. Loro sono le donne qua di questa importante realtà. Abbiamo detto siamo a Campagnaluppia in provincia di Venezia, ma proprio sul limitare della provincia con la provincia di Padova. Loro qui hanno costruito tutto ex novo perché non c'era niente, e con i soldi del PSR, dei vari PSR dal 2004 ad oggi, voi cosa avete chiesto? Ma noi siamo partiti appunto con queste prime strutture, è stato un grosso investimento, diciamo che questo è stato un appoggio non da poco per la partenza. Dopodiché noi abbiamo diversificato, quindi non solo produttrici di latte, abbiamo cominciato con la trasformazione, quindi questa struttura di legno è stata il secondo investimento che abbiamo fatto. Qui c'è una parte di area galle e una parte PSR perché nasce la nostra fattoria didattica. E uno degli ultimi sono le macchine del gelato e quindi una parte del fotovoltaico. Allora parliamo con la casara che è Sonia, sì. No? Quindi abbiamo detto trasformazione del latte in formaggio, sì. Quali formaggi? Allora facciamo le caciotte, facciamo lo stracchino, facciamo la mozzarella, facciamo 2 tipi di stagionato, facciamo anche la robiola, produciamo dello yogurt e il gelato. E poi l'ultimo acquisto o il penultimo acquisto a valere sulla misura 312 azione 1 del programma Sviluppo Rurale sono queste macchine per il gelato, no? Esatto. Allora il gelato alla fragola che facciamo noi è un gelato totalmente naturale, perché noi ci mettiamo dentro il nostro yogurt, ci mettiamo dentro della polpa di frutta delle fragole fresche, ci mettiamo dentro un po' di zucchero e voilà. Tutto nel mantecatore? Nel mantecatore e viene fuori il nostro fantastico gelato. Ecco, che adesso avete visto. Allora, grazie, peraltro loro fanno una bella attività di fattoria didattica, adesso vedete le immagini, è pronto perché domani ci sarà proprio una scuola in visita. Allora grazie a Mara e Sonia qui da Campagnaluppia, e adesso noi però concludiamo la trasmissione, come voi sapete, con una bella realtà. Allora Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccomi Mimmo per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Siamo sempre a Codevigo, però io sono poco lontano da te, esattamente a Valle 1000 Campi, per parlarvi di questo luogo. Ho accanto a me 2 ospiti. Saluto innanzitutto Silvia Meneghin, che è assessore all'ambiente del comune di Codevigo. Posto bellissimo ma con un valore aggiunto, assessore.
Certo, il valore aggiunto è che da poco tempo la Valle Mille Campi è entrata a far parte dell'UNESCO. La Valle Mille Campi è questo territorio qui, più la Boschettona, il Casone delle Sacche e il territorio circostante, insomma ospita tantissimi animali, uccelli, pesci ed è un posto bellissimo da visitare con le famiglie. Come sempre la cura di questi luoghi viene affidata al volontariato, in questo caso è la Polisportiva Mille Campi che se ne occupa, ne parlo con Rino Ranzato che ne è presidente. Complimenti innanzitutto per come tenete questo luogo, dicevo che è meritevole il vostro ruolo in questo caso, no? Sì, diciamo da parte della Sportiva Mille Campi devo ringraziare i dirigenti che lavorano abbastanza sodo, ma anche hanno delle grosse soddisfazioni su questo. Dopo, quello che è la cosa più importante è che siamo sul territorio, oltretutto abbiamo le canoe che abbiamo la possibilità di poter fare visitare ai ragazzi delle scuole, ai ragazzi diciamo dei scout, qualsiasi tipo, famiglie eccetera, portarli nel verde, in mezzo alla laguna, i gabbi dove si possono visitare, dove nidificano gli uccelli, che ci sia la possibilità che capiscano anche qual è il valore della nostra natura, della nostra zona, insomma. Rino, però io vedo anche delle biciclette lì, perché? Sì, da quest'anno è venuto un pensiero anche alle biciclette, perché abbiamo un territorio abbastanza vasto, è possibile in bicicletta di poter visitare la Boschettona, di fare vari percorsi dai 3 km ai 15 km. Allora, noi abbiamo concluso questa nostra puntata, ringrazio i miei ospiti, saluto Mimmo Vita, arrivederci.